Un'azione di sostegno e di pungolo alla stabilizzazione dei precari è stata svolta dai sindacati agrigentini della Triplice, che in tante manifestazioni fatte nel tempo, sia davanti al Comune che presso la sala consiliare in assemblea, hanno protestato per raggiungere la soluzione del problema. Sull'argomento abbiamo sentito anche il parere del segretario generale provinciale della CGIL Agrigentina, Buscemi. Finalmente si sono poste in essere tutti gli adempimenti normativi per adesso gli uffici procedere con la contrattualizzazione. Un merito va dato certamente alla Presidenza del Consiglio e a tutti i singoli consiglieri che hanno contribuito a questo risultato. Ricordiamo che sono rimasti tutta la nottata lì per le votazioni, la vigilia di Natale erano lì e va apprezzato questo loro lavoro in maniera particolare perché, avendo fatto io il consigliere comunale, so bene cosa significa rinunciare alla propria prerogativa politica di esaminare, approvare o bocciare alcuni atti politici che non si condividono. Questo consiglio comunale è stato messo con le spalle al muro, prendere o lasciare, facendo ricadere tutta la responsabilità che non avevano su di essi per arrivare a questo obiettivo. Con grande senso di responsabilità i consiglieri comunali hanno rinunciato a questa loro prerogativa politica, approvando questi atti in zona Cesarini, e adesso finalmente si volta pagina. Vede, il comune di Agrigento, che è arrivato all'ultimo istante utile, è rimasto il terzultimo dei comuni in provincia di Agrigento, perché solo 2 non hanno stabilizzato, uno ci arriverà fra qualche giorno, e quindi rischiava il comune di Agrigento, al netto di quei 4 comuni in provincia che sono in dissesto e non possono assumere, di essere l'unico comune in provincia di non assumere. Ce l'abbiamo fatta, un merito a tutti questi lavoratori che grazie alla loro presenza ai lavori del Consiglio Comunale hanno consentito anche la corretta, onesta e giusta pressione nei confronti di chi doveva approvare questi atti.